Di nuovo insieme per la seconda parte del nostro telegiornale ci ha raggiunto in studio Ivano Argiolas, presidente dell'Associazione Talassazione. Grazie Ivano per aver accolto il nostro invito. Grazie a lei, buongiorno. Parliamo di un anno molto intenso, il 2013 per te e anche per l'associazione, con alcuni momenti insomma, di grande rilievo nel quadro di questi 12 mesi. Sì, alcuni momenti di grande rilievo. A cominciare dall'attività frenetica che Talassazione ha portato avanti fin da gennaio attraverso e mediante i raduni del cuore che servono per favorire l'incontro fra i donatori e i riceventi. Un'associazione impegnata sul fronte della lotta contro la talassemia, sì. Purtroppo una patologia che colpisce la Sardegna in modo molto grave. Sì, in Sardegna in modo eccezionale direi. Siamo circa 1000 persone affette da questa patologia importantissima, sono 7000 in tutta Italia e 300.000 in tutto il mondo. Proseguendo poi con la mia candidatura per il trapianto genico. Si è sottoposto a sì. New York nei mesi scorsi a questa terapia sperimentale. Sì. Come procede adesso? C'è stata una fase 1 ad aprile, e poi dopo sono rientrato di nuovo qua a casa in Sardegna per portare avanti ancora il discorso di talassazione. Proprio in quel periodo purtroppo veniva a mancare il professor Renzo Galanello, per noi è stata una perdita incredibile, neanche il tempo di accorgercene che ero di nuovo a New York per eseguire l'autotrapianto genico, che è andato abbastanza bene, solo che ancora stiamo aspettando i risultati. Come stai adesso? Come procede questa fase successiva alla terapia? C'è da dire che sto molto bene, già questo è un risultato, perché ricordo che è una terapia sperimentale e quindi stiamo navigando a vista. Però ancora non abbiamo dei risultati tangibili per quanto riguarda la diradazione delle trasfusioni. Fra un mese andrò di nuovo a New York, fare un esame specifico e da lì potremo verificare, insomma, e magari fare una programmazione sui 6 mesi successivi. Il grande obiettivo naturalmente è sconfiggere la talassemia. Il grande obiettivo è la guarigione assoluta per tutti. Speriamo di raggiungerlo, speriamo che questa terapia comunque produca risultati. Questa è un po' la grande speranza anche in vista del 2014. Parlavi prima del professor Renzo Galanello che purtroppo è morto pochi mesi fa, una grave perdita dopo la morte poi del suo maestro Antonio Cao. Sì, neppure il tempo di asciugarci le lacrime per la perdita incredibile del professor Antonio Cao, che appunto quest'anno è venuto a mancare anche il professor Renzo Galanello. Dal punto di vista umano una perdita davvero notevole, dal punto di vista professionale per noi pazienti, ma direi anche per tutto l'ospedale e per il mondo scientifico internazionale. Il microcitemico dove il professor Galanello operava, ma ci tengo a dire che il professor Galanello, non lo dico io, lo dicono i dati, lo dice la storia, era una figura di rilievo internazionale per il mondo della talassemia. E quindi è stata davvero una tragedia e ancora ci manca molto. C'è adesso il professor Paolo Moi che ha raccolto il testimone. Ha raccolto, sì, e ci sono delle persone che rappresenteranno il futuro per l'ospedale microcitemico, in particolare la dottoressa Raffaella Origa, e quindi noi dobbiamo pensare di guardare al futuro con ottimismo e speranza. Ecco, torniamo sul lavoro che state facendo con l'associazione Talassazione, un lavoro di sensibilizzazione di grande significato in Sardegna. Avete creato delle sedi a Cagliari, non solo a Cagliari, in qualche modo siete presenti in molte parti del territorio regionale, con diverse iniziative, poi raduni del cuore e anche altre attività. È vero, Talassazione ha aperto 5 sedi in tutta l'isola, la Gallura, Oristano, San Gavino, Carbonia, Cagliari, abbiamo delle sedi zonali, di comitati zonali e comunali. Tutto questo ha coronato quello che era il nostro sogno, il nostro obiettivo principale, quello di portare la talassemia fuori dall'ospedale, portarlo nelle piazze, nelle scuole, perfino nelle aziende, come sta capitando in questo momento anche in televisione, per raccontare alle persone che la talassemia è un problema importante, che va assolutamente seguito, e noi come pazienti abbiamo dei protocolli specifici da seguire, però di talassemia si può anche vivere. Ecco perché la grande speranza per il futuro, ecco perché Talassazione è impegnata nella raccolta e nella sensibilizzazione e raccolta del sangue. Incontriamo i nostri donatori e poi, anche un'altra cosa importante, raccogliamo fondi per sostenere la ricerca scientifica. Proprio in questo momento c'è una biologa a New York,
all'ospedale Sloan Memorial Kettering Cancer Center, è una biologa di Villa Cidro, si chiama Lisa, ed è una persona che sta come dire, imparando la tecnica del trapianto genico a cui io mi sono sottoposto per portarla un giorno qua a Cagliari. Ecco, dicevi poco fa che tra poche settimane tornerai a New York per proseguire la terapia, per verificare anche un po' come vanno le cose. Sì, tornerò appunto fra un mese e allora quello sarà il giro di boa perché saranno passati 6 mesi dall'autotrapianto genico, farò una biopsia midollare e degli altri esami come dire, specifici e mirati e serviranno per capire se il gene che mi hanno inserito, quindi sano, il gene sano, si sta replicando nel mio midollo. Per il momento continuo a fare trasfusioni, ma tutto questo era assolutamente programmato. Era già previsto, sì. Per non sottoporre il midollo a eventuali stress, non ci pare proprio il caso, abbiamo deciso e hanno deciso i nostri medici americani e quelli italiani e sardi, il professor Mo in particolare, di continuare la terapia trasfusionale. Ma da gennaio, anzi da febbraio, a questo punto ci aspettiamo dei risultati. Ecco Ivano, a chi facciamo gli auguri in vista del nuovo anno? Sicuramente a tutti i talassemici sardi. Per quanto mi riguarda, per me è chiaro che io ho come dire, un occhio di riguardo per tutte le persone con talassemia, in particolare i bambini. Però io mi sento di dire, in quanto anche rappresentante di un'associazione che comunque è ben radicata in Sardegna, io gli auguri li faccio e li estendo a tutta l'isola, ai donatori, insomma speriamo che il prossimo anno sia, direi anche a voi di Sardegna 1, forse ne avete bisogno, anche noi. A tutti quanti, auguri quanti. Di buon anno a tutti quanti. Grazie, in bocca al lupo per il futuro, grazie a Ivano Argiolas per aver partecipato al telegiornale, grazie a voi che avete seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci alle prossime edizioni.